Terza corsa, una prova per cavalli anziani di categoria ED in salchi gentleman proprietari. Sono in 9. Dietro le ali della macchina 1 Ranieri, 2 Uragano del Pino, 3 Oscar Benal, 4 Turbine LP, 5 Zosca Etoile, 6 Zumba Pizza. In seconda fila 7 Roger OP, 8 Zitto Zitto GSO, 9 Alessandro Bar. Favorito Uragano del Pino, corsa che si preannuncia però molto aperta. Autostart che entra in dirittura. E si parte con Turbine LP che scavalca Uragano del Pino, al largo Zosca Etoile, poi Oscar Benal, in mezzo alla pista Zumba Piz, lungo i birilli Uragano del Pino che precede Ranieri. Turbine LP in vantaggio, Zosca Etoile all'esterno, prova ad insistere Filippo Monti, i primi 200 metri passati in 14,8, insiste Zosca Etoile all'attacco di Turbine LP con un po' di spesa, alla fine però riesce a passare, a condurre i primi 400 metri passati in 29,4 da Zosca Etoile, che è in vantaggio nei confronti di Turbine LP, Oscar Benal, quindi Uragano del Pino che si muove dai birilli, bucato di dentro da Ranieri. Ancora Zumba Pizza a precedere Zitto Zitto GSO, la ritroguardia Alessandro Bar. Frazione sulla curva in 14,8 davanti alle tribune, in vantaggio Zosca Etoile, Oscar Benal che anticipa le mosse di Uragano del Pino mandandolo in terza ruota. Turbine LP che segue sempre come un'ombra la leader Zosca Etoile, che ha fatto il primo giro in 59. È in vantaggio Zosca, richiesta però già il chilometro. Turbine LP che la fila, Uragano del Pino che prosegue in terza ruota scavalcando Oscar Benal. Si muovono dalle retrovie anche Zitto Zitto GSO e Zumba Piz a 500 metri dal palo. Sta passando Uragano del Pino nei confronti di Zosca Etoile con una frazione in 15,2. Uragano che attacca Zosca, che prova a vendere cara la pelle, viene in mezzo alla pista Zitto Zitto GSO, parato da Zumba Piz a 300 dal palo, è passato Uragano del Pino nei confronti di Zosca, deve vedersela con Zitto Zitto GSO che si sta ingambando in mezzo alla pista, anche se ancora 3 sulchi da recuperare. Uragano del Pino in vantaggio nei confronti di Zitto Zitto che cerca di arrivare a centropista, va di dentro Turbine LP, Zitto Zitto che rimonta su Uragano del Pino, il quale si difende alla corda. Uragano in vantaggio fino in fondo, Uragano del Pino nei confronti di Zitto Zitto GSO, mentre per il terzo posto Alessandro Bar va a stampare Zumba Piz. 1.14,8 il ragguaglio cronometrico, 39 la chiusa, il successo di Uragano del Pino. Patrick Romano, Nicola e Lorenzo Bortolotti, colori della scuderia Rafa Pat, appartenente ovviamente allo stesso gentleman emiliano. Il successo di Uragano del Pino, che tiene a bada il finish di Zitto Zitto GSO, mentre c'è il giallo della giuria al terzo posto, allora ufficiosamente Alessandro Bar.